E finalmente si riparte nel campo di una squadra che quest'anno si è davvero messa in grande evidenza. Si parla di Reggio Emilia. In Reggio Emilia ci sono storie che si perdono alla notte dei tempi con la Dinamo, quindi ci aspettiamo, come d'altronde è doveroso, una ripartenza da Dinamo. Massimo Bulleri. Ci aspettiamo una ripartenza che confermi l'atteggiamento della squadra delle ultime partite, soprattutto le partite in casa. Nell'ultimo periodo, indipendentemente dalla guida tecnica, la squadra ha espresso due diversi rendimenti per quanto riguarda le partite in casa e per quanto riguarda le partite in trasferta. Livellare e portare il rendimento delle partite in trasferta a quello delle partite in casa è sicuramente uno degli obiettivi che dobbiamo tagliare e che dobbiamo migliorare nel breve periodo per cercare di vincere più partite possibili. Roster praticamente il completo, la finestra nazionale ha aiutato anche a tenere alta la concentrazione e soprattutto l'attenzione di giocatori, insomma, che nell'economia della tua squadra hanno un certo peso. Guardando chiaramente partita per partita, questa è una squadra che può aver fruito molto bene di questo periodo di riposo proprio per riprendersi, anche, l'ha detto anche Sokolowski, dal punto di vista mentale. Quanto è importante? Penso che ognuno a modo suo è grande e vaccinato per gestire questi momenti nella maniera possibile, quindi chi è stato qui ha avuto modo di toccare i nostri argomenti e di approfondirli per certi versi e di riposare. Chi è andato via ha usato la possibilità di giocare per aumentare il ritmo, per aumentare la confidenza, per ritrovare la confidenza. Quindi questa sosta è servita a tutti, ora si tratta di rimettere tutti insieme, di tornare tutti sulla stessa pagina il prima possibile e poi approcciarsi partita per partita nella maniera giusta. E poi diciamocela tutta, la Coppa Italia ha sottolineato il fatto che si può vincere e si può perdere con chi che sia. Questo deve essere un monito per tutte le squadre. Assolutamente, la Coppa Italia è l'ennesima dimostrazione di quello che comunque le ultime stagioni hanno dimostrato. Non ci sono partite preventivamente vinte o perse, ci sono partite da giocare per 40 minuti e il nostro obiettivo deve essere quello di mettersi nella condizione di giocare ogni partita fino alla fine. Poi vedremo.